che nel tempo, nei secoli, tanti elementi, tante cose ci hanno uniti, ci hanno unite. Quindi è vero, ci sono tante diversità, noi donne abbiamo infinite sfaccettature, forse facciamo fatica a decifrarle, a contarle, ma la realtà è che nel tempo ci sono sempre state appunto delle lotte, delle denunce, delle difficoltà che abbiamo dovuto superare e che di fatto al giorno d'oggi ancora non abbiamo superato. Poi, se volete che vi dica un po' come è nato il titolo, ve lo dico, perché adesso senza voler usare troppe parole. Dunque, nel 2026 penso che insomma tutti abbiano perlomeno tentato una seduta dallo psicoterapeuta, per qualsiasi motivo, ok? Pure io ci sono andata nel mio passato, ho avuto qualche problema, mangiavo, insomma, e quindi fortunatamente ho avuto un papà che mi ha fatto da mamma, che mi ha permesso di svilupparmi e anche di mettermi in discussione per certi aspetti. E sapete che quando si va dallo psicoterapeuta la prima cosa è l'indagine sulle tue origini, sulle tue radici, sulla tua famiglia, e quindi arrivano le domande, devi un po' spiegare da dove vieni, cosa hai fatto, per trovare dov'è quel buco nero dal quale devi uscire. E proprio a lei, a questa dottoressa, avevo iniziato a raccontare un piccolo pezzo di quello che poi spiego nel libro, e lei mi ha detto: Laura, ma è proprio un io come voi. Mi si è accesa una lampadina e mi ha fatto effettivamente riflettere sul fatto che tante cose sono tanto uguali nonostante gli anni passino.